In merito alla nota stampa fatta dalla segreteria provinciale della Democrazia Cristiana qualche giorno fa, ove si evidenziavano le criticità di Agrigento Capitale della Cultura 2025, oltre alla perdita di credibilità verso gli osservatori nazionali, si sta sfiorando il ridicolo. Questo un passo proprio del comunicato stampa. Interviene oggi il sindaco Miccichè, che con molto stupore afferma: Totò Cuffaro è a conoscenza del comunicato stampa della segreteria provinciale. A proposito di esso, diramato il 31 ottobre dalla segreteria provinciale, giorno 7 ottobre scorso ho partecipato a Ribera, invitato dal segretario nazionale della DC Totò Cuffaro, nell'ambito della festa dell'amicizia, a una tavola rotonda nella quale si è parlato di turismo, di cultura e quindi di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Sono stato accolto benissimo, complimenti, congratulazioni, disponibilità da parte di Totò Cuffaro e dei deputati presenti, un incontro proficuo e cordiale che si è concluso con l'intesa di rivedersi molto presto per lavorare insieme alla realizzazione del progetto. Come mai ieri, a distanza di poche settimane, senza nessun motivo reale, la segreteria provinciale della DC attacca il mio operato? Io in vita mia ho sempre costruito, realizzato, ragionato e ho sempre cercato conclusioni e soluzioni condivise. Non capisco il senso e il fine di questo comunicato. Non condivido il gioco a rompere da parte della Democrazia Cristiana, un partito in maggioranza alla Regione, con gli altri che sostengono la mia amministrazione. Non comprendo queste dinamiche politiche. È a conoscenza, continua il primo cittadino Miccichè, il segretario nazionale del comunicato stampa? Io dico di no. Concludo ricordando a me stesso, continua Miccichè, e a tutti che il 31 marzo scorso Agrigento ha raggiunto un risultato straordinario, unico, meraviglioso, quindi sfruttiamolo, cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte, nel primario interesse di Agrigento, cerchiamo insieme di non perdere questa amministrazione. Le amministrazioni, conclude il sindaco, passano, Agrigento è eterna, lasciatela fuori dalle beghe politiche.